Siamo nell'aldilà con l'onorevole Giulio Andreotti, altre due anime, l'ex senatrice Nilde Iotti e il povero nonno. Onorevole, grazie per aver accettato il nostro invito. Mi fa sempre molto piacere. Siamo molto onorati di poterla incontrare adesso, da morto. Ci dica lei che è qui da un po' di tempo, com'è l'aldilà? La guerra fredda non c'è più, c'è un tentativo felicemente riuscito di distensione internazionale. Beh, ma se si sta così bene, come mai ha deciso di tornare a parlare con noi, comuni mortali? Così, quando serve per distrarsi un po', E com'è morire? nessuno mi ha trattenuto, anzi ho avuto qualche spintarella. Ora che non ha più nulla da perdere, ci dica finalmente la verità. Che rapporto ha avuto con Rina e con gli altri mafiosi? Sono le amicizie, tra l'altro, che considero le più vere. Quindi anche qui nell'aldilà vi vedete, vi frequentate? Con alcuni sì, con alcuni lavoro insieme, con altri ci troviamo di tanto in tanto. Riguardo invece alle stragi di mafia e alla cosiddetta trattativa fra Stato e mafia, qual è la verità? Ci fu una piccola menatoria, ma sono rose e fiori nei confronti di quello che accade oggi. Beh, rose e fiori il cazzo, è morta un sacco di gente. Vabbè, lasciamo perdere. Lei è da sempre stato un mistero, quindi per conoscerla meglio le farò una serie di domande a bruciapelo. Il posto più strano in cui ha fatto l'amore? Dei gabinetti scientifici, Animale preferito? il tasso, In che anno è uscito il film Disney Robin Hood? nel 73. Grazie mille onorevole Andreotti e riposi in pace. E anche voi, buonanotte e appuntamento alla prossima puntata di CCR.